No, le motivazioni in partite del genere non sono dovute al fatto che all'andata abbiamo perso e che è stata comunque una sonora sconfitta. E il problema è che in partite del genere le motivazioni devono arrivare dal fatto che sono 3 punti come quelli contro Golbert, sono 3 punti come quelli contro Checco e a noi servono quelli per arrivare comunque al nostro obiettivo e per tenere comunque questo vantaggio che ci siamo guadagnati faticosamente sul campo. Per quanto riguarda non smettere di giocare, quello è un vecchio discorso, nel senso che noi all'andata abbiamo perso con tanti gol, siamo stati zitti, abbiamo raccolto il pallone da dentro la porta più volte e abbiamo comunque rimesso al centrocampo per giocare. E loro oggi avrebbero dovuto fare allo stesso modo, con tranquillità, anche se noi cerchiamo magari il sesto, il settimo gol, perché comunque a livello sportivo non abbiamo fatto, non mi sembra che ci siano stati fenomenate da parte dei nostri giocatori, per cui l'atteggiamento dei miei calciatori è assolutamente comprensibile, anche sportivamente parlando non c'è nulla da dire. Il Cottini è una squadra che io sin dall'anno scorso ho seguito con molta attenzione, ci abbiamo fatto comunque la finale di Serie A2, quindi comunque una squadra con cui abbiamo un buon trascorso e mi stupì che l'anno scorso ebbero quella fase calante che non poi permise alla squadra di qualificarsi per i playoff. Quest'anno invece stanno secondo me nelle posizioni che meritano, sono un ottimo gruppo, hanno un'ottima difesa e voi sapete quanto il Cotton comunque guardi anche a questa statistica perché riteniamo che sia una delle statistiche principali per poter comunque stare nelle posizioni alte della classifica. La partita, la prossima partita è un'altra partita che va preparata con tranquillità perché comunque vista la classifica, adesso non so come sia andata questa sera, però vista comunque la classifica è un'altra partita che ci permette a quel punto di tenere sempre a distanza o di allungare anche sul Cottini che credo che sia una squadra in forma. Approfitto, non so anche lì come sia andata oggi, però credo, posso sbilanciarmi che da quello che vedo e da anche la stima che nutro verso molti giocatori che fanno parte di quella squadra, il COD secondo me è una squadra che può tranquillamente rientrare e anche quella è un'altra partita che comunque mi preoccupa e già ci penso perché credo che sia una squadra veramente temibile il COD. No, il discorso è che comunque, ripeto, Mario, quello che ho detto settimana scorsa, Mario e Mirko sono secondo me due giocatori di proprio indiscusso valore, sono due giocatori che comunque oggi in campo si sono addirittura invertiti di posizione, Mirko è venuto a giocare largo, Mario è andato comunque a occupare la posizione centrale, hanno fatto delle bellissime azioni, credo che fosse il gol del 3-0 che nasce su comunque una palla rubata e un passaggio poi a porta vuota di Mirko per Mario, quindi a ruoli un po' invertiti. Credo che dal mio punto di vista io debba comunque in questo momento, vista la squalifica di Lefebvre, vista qualche giocatore che comunque è infortunato e che in questo momento non può darci una mano, fare in modo che i due giochino sempre più possibile insieme e che affinino ancora di più quell'intesa che è nata un pochino l'anno scorso, ma poi Mario l'anno scorso non ha fatto molte partite con noi e che quest'anno invece secondo me sta funzionando molto bene, quindi è una scelta fondamentalmente tattica. Complimenti allora ed in bocca al lupo a Grazie. mister Flaviano Pinna.